Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, mercoledì 23 novembre. Genio Civile e Protezione Civile della Regione Veneto hanno redatto una nota tecnica riguardo l'evento meteo marino di ieri, evento definito significativo che si è riversato sui litorali veneti e comunque sull'Alto Adriatico. Le registrazioni hanno quantificato la marea sul livello medio marino di 170 cm con punte di 204, accompagnata da un forte vento di scirocco girato a bora che ha raggiunto quasi 116 km all'ora, con altezze d'onda oltre i 6 metri al largo. I tecnici del Genio Civile Venezia e Rovigo stanno facendo sopralluoghi da cui intanto risulta l'Arenile completamente sommerso per Bibione, Caorle e Porto Santa Margherita. A Bibione il mare ha sormontato la duna invadendo le aree retrostanti e danni ingenti alle strutture in Arenile. L'area SIC, Lama del Revellino, è stata completamente sommersa. A Caorle danni alle strutture nella spiaggia di Ponente con mareggiata giunta al muro paraonde e danni alla scogliera messa a protezione del centro storico. Qui la violenza del mare ha causato lo spostamento di massi anche di grandi dimensioni. L'energia delle onde è stata parzialmente bloccata dai pennelli appena ultimati, mentre la passeggiata a mare tra scogliere e dighe è stata sommersa. Anche a Porto Santa Margherita la mareggiata ha sormontato il muro paraonde, mentre a Eraclea la mareggiata ha sormontato le difese allagando le aree retrostanti e intaccando il sistema dunoso consolidato. A Jesolo la mareggiata ha interessato l'intero Arenile, fortemente eroso in alcune aree, qua gli accumuli realizzati dai concessionari hanno contribuito ad impedire che il mare invadesse le loro strutture. Il sistema dunoso è stato danneggiato, mentre tutti i pennelli realizzati dal Genio Civile appaiono integri. Forti danni alle strutture turistiche che si trovano sull'Arenile. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. La situazione di Sottomarina e di Isola Verde l'abbiamo avuta tutti davanti agli occhi. Qua è tangibile, è il nostro territorio, le nostre spiagge e la cosa, logicamente, ci tocca più da vicino. I balneari corsi stamattina a salvare il salvabile dopo aver lavorato nei giorni precedenti a cercare di dare protezione alle proprie strutture, ma mai avrebbero pensato che il mare arrivasse ad invadere con violenza stabilimenti che distano solitamente anche 250 metri dalla battigia. Un disastro stimato sui circa 2 milioni di euro. Strutture, elettrodomestici, frigoriferi, tutto invaso inesorabilmente dall'acqua. Si deve quantificare ora quanti metri cubi di sabbia siano stati sottratti o movimentati dal mare in modo da rimpinguare la costa. Interventi che costano. Uno era stato concluso solo qualche settimana fa alle spiagge di Isola Verde ed ora si è appunto a capo con l'acqua che minaccia le dune, oltre le quali si trovano le abitazioni e gli hotel. Disastro annunciato, atteso, ma non con questa potenza e violenza. In tutto ciò Chioggia è stata intoccata. Mose e baby Mose sollevati hanno protetto le città di Venezia e Chioggia, appunto. Questi i danni conteggiati dal Genio Civile e dalla Protezione Civile regionale per quanto riguarda le nostre spiagge. A Isola Verde la mareggiata ha interessato tutto l'Arenile, sormontando i pennelli e aggirandoli alla radice. Danni ingenti ai chioschi. A Sottomarina la mareggiata ha interessato tutto l'Arenile ed eroso il sistema dunoso in prossimità della foce del Brenta, posto a protezione dei campeggi. Le strutture nei pressi della diga foranea di Chioggia sono state invase dalle acque. Si farà prossimamente la stima della sabbia movimentata dalle mareggiate e dal forte vento, come sarà fatta verifica dei danni alle strutture e alle opere di protezione della costa. A causa della forte e prolungata pioggia, numerosi anche gli allagamenti che hanno interessato la viabilità di Sottomarina. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, anche per alberi pericolanti o per strutture danneggiate. La situazione è prevista in miglioramento già dalle prossime ore, ma intanto permane la perturbazione. È stato dichiarato dalla Protezione Civile regionale lo stato di attenzione idraulica e idrogeologica in 4 bacini, fino alle 14 di oggi. Allora siamo alla CAM, la pescheria della CAM. La novità è sui le ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro al chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica. Aprire le ostriche non è facilissimo,
Queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica. Questa notte, dall'1 a circa le 5 di questa mattina, le paratoie del Mose sono rimaste abbassate. Alle 5 sono state nuovamente sollevate in quanto anche per oggi è previsto un importante evento di marea, apparentemente molto attenuato rispetto a quello che ieri ha colpito il nostro litorale. Il vento dovrebbe essere cessato, perdendo la sua forza nelle ultime ore di ieri. Il sindaco ha ricordato di essere in attesa della firma da parte del presidente della Regione Veneto Luca Zaia del decreto che certifichi lo stato di crisi in modo che i danni verificati e comprovati possano essere rimborsati almeno in parte, per cui chi ha subito danni si ricordi di documentarli. Ingenti i danni alla darsena marina situata alla foce dell'Adige, qua l'acqua del mare ha fatto irruzione con violenza, colpendo le strutture della darsena, ma soprattutto le imbarcazioni che vi trovano ricovero. L'energia delle onde le ha schiaffeggiate, facendole sbattere le uno contro le altre, causando per ciascuna danni ingenti. Oggi c'era chi guardava sconsolato la violenza del mare incunearsi nell'asta del fiume, coinvolgendo ciò che trovava nel suo percorso, non potendo fare nulla per porre rimedio, solo aspettare che la potenza scemasse. Incluso il titolare che tristemente, guardando la situazione e vedendo ciò che resta della sua darsena, ha affermato che della stessa resta gran poco di buono, anche se nella confusione e nel marasma dei detriti non si riesce ancora a quantificare i danni subiti, ma sono parecchie le barche che sono state colpite. Si lamentano i cittadini che si trovano a transitare nelle ore buie dalle parti del parco commerciale Clodì che l'illuminazione pubblica da mesi sembra essere spenta, nonostante le numerose segnalazioni fatte a chi di dovere. A dire il vero, il video non è di ieri, ci auguriamo che nel frattempo la situazione sia stata ripristinata, ma di ciò non abbiamo avuto comunicazione. La scarsa illuminazione su questi svincoli comunque trafficati non gioca a favore della sicurezza, sono interventi che dovrebbero avere la priorità. Ricordiamo che il numero verde per la comunicazione repentina di guasti alla pubblica illuminazione è l'800 978 447. Ciao Andrea, ciao agli amici di Chioggia Azzurra. Questa notte è stata approvata la legge di bilancio da 35 miliardi, con ancora un'attenzione particolare al problema dell'energia, sia per le famiglie, per le bollette, per il caro bollette, sia per le imprese. La legge che ha sbloccato però la trivellazione del metano sull'Adriatico è l'aiuti quater di qualche giorno fa. Con questa legge si dovrebbe poter ritornare a estrarre metano in Italia, che ricordiamolo è passato da un quantitativo di 20 miliardi di metri cubi all'anno ai 2-3 miliardi degli ultimi tempi. Tanto tutto il gas veniva importato a basso prezzo dall'ex Unione Sovietica, dalla Russia, con le conseguenze che tutti quanti abbiamo visto. I pescatori di Chioggia e di Pellestrina conoscono bene i 3 piloni al largo dell'isola di Pellestrina del giacimento chiuso Ada. Non dovrebbe essere riaperto quello, mentre invece verranno aperti nuovi giacimenti di fronte a Comacchio. Il governatore Zaia è contrario, ma noi siamo un paese che può vivere nel benessere, può permettersi di avere un welfare e un'assistenza anche ai più deboli, proprio perché siamo un paese
che ha a disposizione le risorse energetiche per fare questo e per mantenere la seconda industria manifatturiera d'Europa. Senza energia non c'è manifattura, non c'è benessere, non ci sono pensioni, non c'è reddito di cittadinanza, non c'è nulla. Quindi speriamo che il periodo dei no a tutti i costi sia finalmente finito, come ha detto Giorgia Meloni. Ciao Andrea, alla prossima. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 23 novembre, è la farmacia Il Redentore in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Nei giorni del 24, 25 e 26 novembre alla Cartoleria Pegaso ci saranno i Black Friday, super saldi, 20% di sconto su zaini, trolley, astucci, borse e peluche. Ciao a tutti!